Al via sabato sera nell'area archeologica di Eraclea Minoa la rassegna teatrale Teatri di Pietra promossa dalla Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali, il Parco della Valle e il Comune. La rassegna è giunta alla sua 15ª edizione, un appuntamento ormai diventato fisso per la realtà agrigentina e siciliana. La prima rappresentazione ha visto il Teatro dell'Inda, Istituto Nazionale Dramma Antico, esibirsi con la commedia Verso Argo, la messa in scena di Penelope, il grande inganno di Manuel Giberti e Giampaolo Renello. Questa sera con la produzione dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico siamo qui con molta gioia, perché è un ritorno per noi, a presentare uno spettacolo che si chiama Penelope, il grande inganno. In pratica è il racconto delle vicende che tutti conosciamo, della guerra di Troia e del ritorno di Ulisse ad Itaca, però raccontate con la visione privata, cioè il rapporto fra Ulisse e Penelope, Ulisse e il figlio Telemaco, e soprattutto il racconto di cosa avviene ad Itaca mentre Ulisse è in viaggio. Ecco, ci parla della compagnia, quali saranno gli attori principali e come si snoderà anche lo spettacolo. La compagnia è composta da 13 elementi. Abbiamo 4 attori protagonisti che ricoprono i ruoli principali di Penelope, Odisseo, del figlio Telemaco e di Elena, e poi gli allievi dell'Accademia di Arte Drammatica dell'Istituto, che soprattutto rivestono i ruoli delle ancelle. Lo spettacolo ha una doppia caratteristica, perché ovviamente è recitato, ma sono state composte delle musiche appositamente per questa edizione, musiche con i cori cantati, in qualche modo per riproporre quella che era la grande tradizione del teatro greco, cioè il coro è cantato e le parti dei protagonisti sono recitate. Ecco, quanto è attuale ancora questo tipo di teatro? Beh, stasera si vedrà uno spettacolo che è molto moderno, c'è anche molta ironia, c'è libertà nel rispetto del linguaggio, perché il testo è scritto alla maniera del teatro greco, però è anche molto contemporaneo nella terminologia. È una dimostrazione che questo tipo di spettacolo può essere attuale, perché comunque i sentimenti che racconta sono eterni: amore, odio, vendetta, tradimento, e si adatta perfettamente a quella che è l'evoluzione della nostra società anche oggi. E anche del luogo. Poi il luogo è fantastico. Io ho girato qui un film anni fa che era ambientato nell'Ottocento e proprio raccontava la scoperta della classicità. Siamo tornati negli anni con altri spettacoli, ogni volta è una grande gioia, perché questo è un posto unico. Soddisfatto il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino, per avere, nonostante le 1000 difficoltà, onorato l'appuntamento annuale con la rassegna teatrale. Finalmente ogni anno c'è questa consueta, è la 15ª edizione, i Teatri di Pietra ormai sono diventati un punto di riferimento sia per Eraclea Minoa e sia per i paesi limitrofi, e noi lavoriamo sempre per valorizzare questo territorio nei modi migliori possibili. Quindi spero che la gente partecipi, tante telefonate che volevano prenotare biglietti online, perché praticamente sono teatri che vengono fatti nelle zone archeologiche di Sicilia, Siracusa, Taormina, Selinunte, Cattolica. Quindi siamo orgogliosi di avere questo patrimonio culturale, e noi lavoriamo che sia un punto di riferimento di tutta la collettività e dei paesi limitrofi. Ci sono altre sorprese che vogliamo annunciare, so che lei sta organizzando altre iniziative, non solo qui presso il teatro. Sì, al di fuori dei 5 serate dei Teatri di Pietra ci saranno alcune serate organizzate con la Coop Cultura a livello nazionale, in cui ci sarà un'associazione cattolica che farà delle serate a Domi di Sicilia. Poi ci sono altre 4 serate dal WWF fuori della zona archeologica, c'è musica al tramonto. Noi stiamo lavorando in tutti i modi, in tutte le salse, per questo possa essere il fior d'occhiello della Sicilia.